Eccoci qui, ancora buon pomeriggio, ben trovati a un altro appuntamento con l'anteprima dell'anteprima di Dialoghi, perché questi incontri online sono pensati per raccontare un po' il territorio, raccontare i comuni che ci ospitano, ma anche i nostri partner. Oggi in particolare siamo a Palmanova con il sindaco Francesco Martinez. Buon pomeriggio, sindaco. Buon pomeriggio a voi tutti, anche a lei. Allora, abbiamo tante cose da raccontare che riguardano il vostro territorio per quanto riguarda le iniziative estive, ma non solo, perché giustamente in estate forse sono di più i turisti che magari passano di lì anche in bicicletta, poi andremo a vedere un po' qual è il flusso della ciclovia dell'Alpe Adria, e quindi ci sono tanti, diciamo, tanti aspetti che voi nel corso del tempo siete andati a curare proprio per aumentare l'accoglienza di chi viene a visitare Palmanova. Partiamo dalle iniziative, dagli eventi, visto che si sta riattivando un po' tutto dopo questo periodo così lungo di fermo, di stasi, perché ovviamente c'era il problema del Covid in maniera molto accentuata. Adesso ci si rimuove, si riprende ad andare in giro e quindi tanti saranno gli appuntamenti anche lì a Palmanova. Allora, intanto grazie per l'attenzione sulla città, una città dico, che sta cercando da un po' di anni di vivere, di innestare un po' il proprio futuro sul turismo e sui servizi, vista anche un po' l'unicità della città, anche la baricentricità della città in questa regione, ma poi al centro un po' dell'Europa. Ma no? I veneziani hanno individuato un luogo baricentrico che ha un suo perché, insomma, no? Allora, per quanto riguarda il percorso che stiamo facendo, l'arrivo dell'UNESCO, l'ingresso dell'UNESCO nel 2007 ha dato chiaramente a Palmanova uno slancio non da poco. Noi abbiamo fatto scelte di pedonalizzazione molto forti, abbiamo pedonalizzato la piazza, abbiamo pedonalizzato i primi tratti dei borghi proprio per creare una città a misura di turismo e a misura di famiglie. E queste scelte, seppur dolorose, seppur pesanti da condividere, stanno dando i loro risultati e, come diceva lei, l'arrivo di ciclisti. Noi prima della pandemia, adesso stiamo riprendendo in maniera massiccia. A Palmanova arrivavano, chi scendeva dall'Alpe Adria, arrivavano tra i 40 e 45 mila ciclisti al giorno, cioè all'anno, nei 10 mesi da marzo a ottobre. Ciclisti che arrivano, viziano la città, qua mangiano, molti dormono, poi vanno verso Grado, quindi l'Alpe Adria. E questo direi è un qualcosa in più, è un plus che sicuramente crea economia nuova, un'economia pulita, no? Di gente che fa turismo legato alla cultura e al territorio, che è quello che noi stiamo cercando di spingere. Guardate che a livello nazionale i dati danno prima della pandemia, cioè il turismo balneare cresce pochissimo. Quello che sta crescendo invece è il turismo legato alla cultura, ai territori, quello che viene chiamato turismo emozionale, cioè la gente ha bisogno di emozioni nel visitare posti, nel bere un bicchiere di vino, nel parlare con la gente del luogo, quindi guardare o vivere come si fanno i prodotti artigianali. Tutto questo sicuramente, su questo Palmanova c'è non solo con la città, quindi questa sua unicità, ma con un parco dei bastioni di 1,5 milioni di metri quadrati che contiene le 3 cinte murarie, 2 di epoca veneziana, 1 di epoca napoleonica, dove si svolgono correntemente concorsi ippici. Sui bastioni ci sono 3 percorsi, tantissima gente che ormai ci va a correre, ci va a passeggiare, quindi va a fare, gente che ha voglia ormai di uscire, di tornare alla normalità, e i bastioni si prestano moltissimo a questo tipo di iniziative, di bisogni, necessità che ci sono. I bastioni, ci sono gallerie che sono aperte al pubblico, quindi visitabili, ci sono le logge, i baluardi dentro delle logge che permettono dalla città scendere sul fossato, quindi in un contesto bellissimo, storico, quindi questo crea fascino, crea attenzione e poi, diciamo, crea economia. La cultura si mangia. Qualcuno tempo fa ha detto che non si mangiava, cioè la cultura si mangia, si deve mangiare, perché questo è un turismo sano, insomma, e anche poi cresce anche il fisico e anche la mente, insomma. Tra l'altro in Italia il turismo culturale, se non utilizziamo questo mezzo, Dovremmo vivere solo di quello, saremmo non fregati. Sì. cioè, Sì, sì. Ecco, quindi un territorio che si presta, una cittadina
vivace, che ha tanti appuntamenti. Voi siete già ripartiti, vero? Anche con gli eventi in Siamo già presenza. ripartiti con la Festa della Musica, che è la festa europea, no? Che è nata in Francia, e noi ci siamo entrati da qualche anno, e da qualche anno i numeri delle presenze dei gruppi o dei ragazzi che vengono a suonare, a cantare a Palmanova sono aumentati. Partiamo da questo per dopo fare tra il 10 luglio e il 28 agosto, mettere in piazza un palco che ospiterà 10 concerti, tra cui anche uno dell'orchestra regionale Friuli Giulia, che ha sede a Palmanova, qua in piazza, sulla loggia. Qui ci sono 9 concerti che facciamo, dalla Mannoia, piuttosto che Enrico Brignano, Ben Harper e quindi altri nomi importanti, per per completare con la rievocazione storica, che quest'anno sarà napoleonica, la prima fine settimana di settembre. All'interno di questo ci saranno ovviamente le serate di dialoghi, ci saranno serate culturali che stiamo organizzando, presentando dei libri di autori locali ma anche non locali, più altre iniziative che faranno concerti, che faranno il Forum Giovane di Palmanova, e poi tutta una serie, coinvolgendo in questo tutta una serie di associazioni che culturali, piuttosto che sportive, piuttosto che fanno volontariato per creare un clima anche in cui si crea comunità facendo cultura e facendo musica e facendo attività sportive. Ecco, un associazionismo molto presente. Le chiedo un'altra cosa, perché è una domanda che ho fatto anche ad altri comuni. La collaborazione sul territorio fra le amministrazioni comunali. Ci sono diciamo, dei progetti che state portando avanti insieme ad altre amministrazioni per, non so, progetti turistici o sociali? Allora, per quanto riguarda, noi abbiamo fatto in passato, in occasione della Grande Guerra, abbiamo coinvolto 17 comuni, abbiamo fatto raccontare delle storie della Prima Guerra Mondiale a cittadini di 17 comuni qua della Bassa Friulana, abbiamo preso anche dei comuni dell'Isontino, che è molto vicino a Palmanova, noi siamo tra l'Udinese e l'Isontino, e poi tutto è finito con 3 volumetti dove abbiamo descritto, più ci sono state delle pièce teatrali che sono state portate in ogni comune. Questa è una bella iniziativa che ha coinvolto il territorio, ha coinvolto la gente e ha coinvolto anche 2 o 3 compagnie teatrali che hanno fatto questo. Per quanto riguarda, dico io, le iniziative culturali fatte insieme, noi stiamo ragionando da tempo, avevamo avviato un discorso con Promoturismo, iniziativa nostra di Palmanova, di fare un club delle rievocazioni storiche, no? Quelle più importanti che ci sono in questa regione, da quella napoleonica piuttosto che seicentesca, piuttosto che medievale, ma la cosa un po' si è arenata. Volevamo creare un brand da esportare, quindi per fare marketing di fatto. Sì. Ci sono dei buoni rapporti con Cividale e con Aquileia, ma onestamente di cose insieme con queste 2 città non ne stiamo facendo, devo dire la verità. E forse sarebbe il caso in futuro di cominciare a organizzare un po', no, una rete anche per mettere insieme un calendario culturale perché Le città UNESCO, ecco, ricordiamo perché lei ha fatto riferimento a Cividale e ad Aquileia, perché sono come voi città dell'UNESCO. A grado abbiamo 3 città UNESCO, cioè, no? Quindi abbiamo un territorio che, a mio avviso, io lo sto dicendo Promoturismo, questo sarebbe un territorio che andrebbe fortemente brandizzato ed esportato, perché non è da tutti che in 50 km uno trova 3 città UNESCO che può visitarci, può dormire, poi muoversi, andare a grado, oppure fare un giro sul Collio, visitare, comprare vino, visitare delle vinicole, cioè. Ma poi anche con caratteristiche molto diverse l'una dall'altra, cosa molto importante. Una è seicentesca, l'altra longobarda, quindi cioè, ci sono 3 epoche storiche diverse che possono chiaramente a livello culturale hanno un fascino e hanno, dico io, una ricchezza da trasmettere che è unica. Però su questo, a mio avviso, devo dire con tutta onestà che l'assessore Gibelli fa una legge sulle città UNESCO per darci dei contributi su base triennale, il che ci permette di programmare, ad esempio noi, il mantenimento dei bastioni, lo sfalcio dei bastioni, che sfalciamo noi. Sfalciare 1,5 milioni di metri quadrati non è una cosa da poco. Facciamo iniziative culturali, abbiamo finanziato la cartellonistica turistica, che prevede, no, 3 percorsi turistici,
partendo dalla piazza e finendo poi sui bastioni. E quindi dico, stiamo facendo delle cose per poter, dico, accogliere il turista in maniera, direi, efficace e cercare di farlo diventare lui stesso un testimonial, no? Per gli altri, insomma, no? Perché poi Certo. i manuali di marketing dicono che quando un turista parla bene di un luogo ne porta altri 7 in 3-4 anni, se parla male ne allontana 14, quindi forse è meglio che ne parli bene, insomma. Decisamente. Sindaco, grazie, buon lavoro per quest'estate, arrivederci a Dialoghi. Perfetto, grazie, buon lavoro anche a voi.